Bentornati e buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta sul canale 640 del Digitale e sulla nostra pagina Facebook e come vi abbiamo annunciato in apertura andiamo subito a salutare il nostro primo ospite di oggi, il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli. Benvenuto sindaco. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, sindaco, è un piacere averla in collegamento. Dunque, innanzitutto io partirei con un riassunto, insomma, una fotografia di quello che è stato il 2021 per il comune di San Bonifacio. Il comune di San Bonifacio, anche lui quest'anno passa dei brutti periodi legati a questa pandemia che non vuole sicuramente mollare la presa, ma a cui rispondiamo colpo su colpo, sia dal punto di vista delle energie per sostenere le nostre associazioni di categoria, che soprattutto per sostenere quelle relazioni tra persone, quegli incontri tra persone, perché anche queste sono messe a dura prova dalle continue restrizioni. San Bonifacio poi nell'ultima parte dell'anno è stato addirittura colpito anche da questa influenza aviaria che ha costretto 20 grandi produttori di polli e di tacchini a dover abbattere i loro capi e quindi siamo anche lì in un periodo di salvaguardia. Ribadisco subito che l'aviaria non colpisce fortunatamente le persone, ma certamente ha causato ingenti perdite perché tutti i capannoni avicoli di San Bonifacio, come tutti quelli dell'est veronese e del sud veronese, sono chiusi senza attività e ancora una volta questo settore primario dell'agricoltura sta un attimo avendo dei piccoli problemi. Certo, insomma, diciamo che un 2021 comunque non semplice e già arrivavamo da un anno, da un 2020 sicuramente non positivo. Speriamo nel 2022, ma poi ne parleremo. Ecco, per quanto riguarda sempre il 2021, sindaco, può raccontarci magari un paio di eventi chiave, ecco, di quest'anno per il comune, un paio di eventi significativi? Sì, sicuramente uno degli eventi principali è stato quella della messa in sicurezza all'interno del paese delle tubature del gas. Lo ricordo adesso perché, viste le recenti notizie con addirittura esplosioni di palazzi causa la Certo. vetustà dei nostri impianti, noi abbiamo fatto la scelta già un anno e mezzo fa di intervenire pesantemente e siamo stati certamente un pochettino pressati perché abbiamo le strade, soprattutto del centro, che sembrano un groviera. Ma alla luce appunto delle notizie abbiamo investito molto e le nostre tubazioni stanno per essere tutte rimodernate fino addirittura all'entrata delle abitazioni. Però abbiamo le strade che sono appunto un groviera. L'altro aspetto principale è stato quello di investire molto sulle scuole. Lo continuiamo a fare. Adesso costruiamo una messa importante e stanno iniziando i lavori a prova perché la comunità, che è molto attiva, sono oltre 5.000 persone del quartiere, ha bisogno di una scuola che fornisca anche pasti perché ha cominciato ad avere la settimana corta e quindi la necessità da parte dei ragazzi di fermarsi, un intervento di oltre 600.000 euro, ma legato sempre anche alla costruzione di laboratori per dare un'attività didattica degna dei nostri tempi, cioè l'attenzione ai ragazzi è prioritaria. Poi altrettanto intervento nelle scuole Sandri, dove avremo modo di rimodernare la scuola con oltre 4 milioni di euro di intervento. Scuola Sandri che per i San Bonifacesi è la scuola elementare per eccellenza, è quella che ognuno di noi ha nel cuore, a quella che ognuno di noi pensa quando pensa alle scuole elementari. Ha oltre 70 anni, quindi è coperta dalle belle arti, quindi abbiamo dovuto attivarci in una certa maniera, ma anche lì provvederemo nei 2 anni a avere scuole nuove. Poi ci sono state altre attività, in particolare culturali, sull'investimento praticamente, una convenzione con la parrocchia per la gestione di un cinema per eventi culturali che ci porterà ad avere un teatro a disposizione per attività di incontro di oltre 750 posti, che è uno penso dei più grandi dell'intera provincia di Verona.
Beh, insomma, veramente tanti eventi molto significativi sul serio per San Bonifacio, quindi questo 2021 diciamo che sì, non è stato semplice, ma ha dato anche delle belle soddisfazioni, posso Non dire. ci siamo fermati. Esatto, e questo è l'importante. E allora a questo punto la domanda subito spontanea che mi viene è cosa ci aspetta il 2022 con tutti questi lavori in cantiere? Ci aspetta sicuramente una attenzione intanto alla qualità dei cantieri, e cioè che siano sicuramente mantenute quelle norme di sicurezza, perché è giusto procedere nei lavori, ma nella sicurezza, e quindi avremo l'ufficio tecnico impegnato all'attenzione del lavoro fatto secondo regola d'arte e nella sicurezza dei lavoratori. L'altro aspetto fondamentale è quello del programmare alcune attività fondamentali per i prossimi 10-20 anni, ad esempio tutta la questione legata alla casa della comunità, cioè quella casa che diventerà il perno della medicina territoriale di base, staccata dall'ospedale, ma che servirà a un bacino di 30-40 mila abitanti, che è la scommessa che il PNRR fa per il rinnovo della sanità territoriale, cioè i nostri medici condotti, che vedranno nei prossimi 5-6 anni cambiare la loro attività per offrire ai cittadini H24 un posto dove recarsi per trovare risposte immediate, liberando quelli che sono i pronti soccorsi intasati degli ospedali e cercando di fornire quei servizi che possono essere molto facili, piccole radiografie, il laboratorio di analisi immediato, quelle attività che magari adesso costringono ad andare all'ospedale, intasandolo andranno a essere molto più veloci. È un programma che parte adesso, viene seminato adesso il germe per avere fra 4-5 anni un futuro migliore anche in questo campo. Beh, veramente un 2022 anche questo che si prospetta molto molto ricco di novità e insomma staremo sicuramente a vedere, resteremo in contatto, ecco, perché sono tanti gli eventi, tante le iniziative in cantiere, come dicevamo. Sindaco, chiudiamo con un saluto, un augurio, visto che ormai manca veramente una manciata di giorni al Natale, un augurio ai concittadini e ai nostri telespettatori. Sì, alle mie care e cari concittadini, cercando e invitando ad avere attenzione al vicino di casa, a quelli che magari se la passano male in questo periodo, magari semplicemente perché sono soli, perché hanno i familiari lontani o perché magari appunto conducono una vita di solitudine. Fateli sentire il calore della vostra presenza. La comunità ha bisogno che guardiamo al vicino, agli altri, per tutti vivere meglio. Pertanto un auguri calorosi di buon Natale e di un felice e speriamo molto diverso 2022, incrociando le dita. Assolutamente sì, speriamo davvero che insomma noi ci uniamo ovviamente a questo augurio. Sindaco, io la ringrazio davvero per essere stato mio ospite oggi e tanti auguri a lei di buon Natale e alla prossima. Grazie mille dell'opportunità e veramente grazie per il vostro lavoro. Benissimo, adesso spazio alla musica e noi allora ci troviamo tra pochi minuti.